Minacciavano e rapinavano coetanei in centro città, denunciati a Treviso 5 minorenni, tra loro un ragazzino di 13 anni, agivano senza scrupoli. Una discussione degenerata in una rissa, forse per un commento di troppo su una ragazza. A Mogliano Veneto un ferito con cocci di bottiglia, 10 persone identificate e denunciate. Grosso rischio a Postioma, pullman rimane bloccato tra le sbarre del passaggio a livello, i carabinieri danno l'allarme, il treno viene fermato in tempo, si cerca il conducente del mezzo. Benetton dopo il CDA del nuovo corso, la parola passa ai sindacati preoccupati per le ricadute occupazionali, domani primo incontro con le risorse umane. Operatori sociosanitari in attesa di assunzione e mobilitazione della CGIL davanti alla direzione dell'ULSS 2, la replica di Benazzi, attenzione a non sguarnire i servizi sul territorio. Nuovi temporali in arrivo, ennesimo avviso di criticità emesso dalla Protezione Civile regionale. Nella Marca la provincia calcola in quasi 2 milioni di euro i danni a strade e scuole. Nuovo servizio di bike sharing a Treviso, il via dal 3 giugno, più di 60 stazioni di posizionamento e oltre 350 bici classiche ed elettriche. Prima edizione della Corro con te, venerdì la corsa solidale promossa dall'Adbar per celebrare il legame tra le persone, ad ogni partecipante una pettorina in cui scrivere il nome della persona con cui correrà. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, quindi la cronaca in apertura della nostra edizione trevigiana dei telegiornali con una nuova operazione contro il fenomeno delle baby gang. Ci sono 5 minori denunciati, tra cui un tredicenne, e agivano senza scrupoli. Ci racconta tutto Daniela Sizia. Determinati, senza scrupoli, animati da un senso di impunità, 5 minorenni tra i 13 e i 17 anni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri alla Procura dei minori di Venezia per rapina, 2 per ora i colpi contestati. Le vittime, studenti che stavano tornando a casa da scuola, aggrediti, minacciati e rapinati di ciò che possedevano, cuffie, AirPods, cinture, giubbotti, soldi, ma anche felpe griffate. Il 30 marzo nel mirino della baby gang sono finiti 3 diciassettenni, 2 ragazze ed un giovane in via Pescatori nel cuore di Treviso. Con il pretesto di chiarire una discussione avvenuta alcune sere prima in discoteca, gli aggressori si sono avvicinati, poi è scattata la rapina. Per paura di ritorsioni, le vittime hanno presentato denuncia solo qualche tempo dopo. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini. Altra rapina il 15 maggio scorso in via Lungo Sile Mattei, nelle grinfie dei minori, un ragazzino di soli 13 anni. Lo hanno costretto a raggiungere una zona isolata, poi si sono fatti consegnare le scarpe griffate, lasciandolo solo, scalzo, sotto shock e dolorante ad una spalla. Complesse le indagini che hanno portato alla loro identificazione. Nelle scorse ore i carabinieri si sono presentati nelle abitazioni dei 5 minorenni, perquisite le case, recuperati gli indumenti che indossavano durante i colpi e materiale ritenuto importante. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma non solo. Alla stessa maniera la presenza sul territorio e l'identificazione quotidiana di quanti più ragazzi possibili, aggiunto anche a quello che è il controllo dei social a loro in uso. In più tutto questo arricchito dalle testimonianze che spesso sia le vittime che le persone attorno ci forniscono. Questo tutto quanto messo insieme a sistema ci permette di arrivare all'identità dei soggetti. I 5 minori, 2 sedicenni, un 14enne, un 15enne ed un 13enne, sono residenti a Treviso, Villorbe, Silea. Tutti sono conosciuti già alle forze dell'ordine per danneggiamenti, atti di bullismo, aggressioni e reati contro il patrimonio commessi non solo nella Marca ma anche sul litorale veneziano. Abbiamo già individuato diversi autori nel tempo recente, dal 1 gennaio ad oggi almeno 20 ragazzi autori di più fatti, ognuno anche per 3-4 episodi. Questo ci porta anche ad aver creato una rete informativa, una conoscenza tale da arrivare all'identificazione degli autori in maniera sempre più rapida e sempre più incisiva. Le indagini continuano per accertare se il gruppetto possa essere responsabile di altre aggressioni e rapine avvenute in centro città. Della necessità di denunciare, ma non solo, parla anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che commenta così questa operazione dei carabinieri. Nella città di Treviso ci si comporta bene e certi comportamenti, certi atteggiamenti non sono in alcun modo
accettati e giustificati, e quindi questi minori che si sono resi protagonisti di episodi legati a rapine, violenza, minacce, ora dovranno rispondere dei loro comportamenti davanti a un giudice, e spero che lo facciano anche i loro genitori assumendosi le responsabilità di questi comportamenti. Il disagio giovanile che si manifesta attraverso questi comportamenti purtroppo è un tema che va affrontato con grande sensibilità, attenzione e responsabilità, mettendo in campo progetti di ogni tipo, sociale, sportivo, culturale, attraverso l'associazionismo, attraverso il volontariato, attraverso anche il servizio civile per questi ragazzi che adesso dovranno rispondere di questi comportamenti e saranno condannati ad una pena. Ecco, io spero che accanto alla pena ci sia anche l'obbligo di partecipare all'attività sociale, mettendosi a disposizione delle persone che sono maggiormente in difficoltà, per capire cosa significa solidarietà, per capire cosa significa fratellanza, per capire quelli che sono i veri valori della vita. Percorriamo l'asse del Terraglio, andiamo a Mogliano Veneto, c'è stata una mega rissa, un uomo è finito al pronto soccorso, ci sono 10 soggetti identificati e denunciati. Una discussione, una lite per futili motivi degenerata in una rissa. Una quindicina le persone coinvolte fra i 23 e i 46 anni, alcune armate di cocci di bottiglia. Il fatto è avvenuto alle 3 del mattino del 25 maggio scorso in via Marconi, a Mogliano Veneto. Uno sguardo, una parola di troppo nei confronti di una ragazza e in un attimo è scoppiato il caos. Una persona con tagli sul corpo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. Immediata la segnalazione ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e soprattutto i responsabili della lite. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, 10 persone, tutte residenti in zona, 3 stranieri, il resto italiani, sono state identificate e denunciate per rissa. La cronaca giudiziaria, torniamo sul delitto di Anica Panfile, la 31enne romena trovata morta un anno fa su un'ansa del Piave a Spresiano. C'è un sospetto terribile, la donna potrebbe aver assunto della cocaina a sua insaputa. La certezza è che la donna nel sangue aveva un'elevata quantità di cocaina. Fra le ipotesi della procura, quella che la vittima possa essere stata drogata a sua insaputa. Per questo sono stati effettuati ulteriori esami ed accertamenti. Anica Panfile, la 31enne romena, fu trovata morta in un'ansa del Piave a Spresiano il 23 maggio 2023 da un pescatore. Per il delitto della donna è in carcere il suo ex datore di lavoro, Franco Battaggia, l'ultima persona che l'ha vista viva. Secondo le indagini degli investigatori, il giorno in cui Anica incontrò l'uomo, i due, dopo aver avuto un rapporto sessuale, avrebbero iniziato una lite poi degenerata. Il 77enne imprenditore nel settore ittico l'avrebbe colpita, soffocata e poi avrebbe gettato nel canale della Vittoria il corpo. L'autopsia accertò una quantità rilevante di droga, troppa per averla assunta lei stessa? Gli esami eseguiti non hanno però potuto accertare se la donna avesse assunto spontaneamente o meno lo stupefacente. Sempre per la cronaca si è corso un gravissimo rischio nel pomeriggio intorno alle 17 a Postioma di Paese, dove un pullman che tuttora non è stato identificato è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello di via Visentina. Un automobilista ha segnalato la situazione al 112 e dalla centrale operativa dei carabinieri di Montebelluna è stato dato l'allarme agli uffici competenti di Trenitalia, che hanno subito bloccato da remoto ma soprattutto in tempo il treno regionale che entro pochi minuti doveva transitare in quel punto. Lo vedete, sono state sbloccate le sbarre e il pullman è potuto ripartire. La viabilità sia ferroviaria che stradale è stata ripristinata. Il conducente del mezzo però non si è fermato per fare ammenda dell'infrazione commessa e per questo motivo si sta ora cercando di risalire al pullman in questione. Insomma, le indagini sono in corso. Voltiamo pagina dalla cronaca all'attualità con il caso Benetton, dopo il CDA di ieri che ha segnato un nuovo corso. C'è un nuovo amministratore delegato, c'è una potente iniezione di liquidità, ma ci sono anche le preoccupazioni dei sindacati per possibili tagli al personale. Domani intanto c'è un primo incontro fissato tra sindacati e risorse umane. Le riorganizzazioni aziendali ci preoccupano sempre perché poi la si fanno anche attraverso le teste dei lavoratori
e siamo preoccupati in particolar modo di questo. Lo spettro che si aggira tra gli stabilimenti del gruppo inevitabilmente è quello di possibili tagli, anche se ogni ipotesi al momento sembra prematura. Di certo c'è che Benetton ha voltato rapidamente pagina dopo l'intervista al Corriere della Sera con cui il patron Luciano ha preannunciato il suo addio e accelerato di fatto la fine del mandato di Massimo Renon come amministratore delegato. Sullo sfondo il CDA che ha dato l'ok al bilancio 2023 certificando 230 milioni di euro di perdite, con Edizione, la cassaforte di famiglia guidata da Alessandro, pronta a iniettarne 260 da qui ai prossimi anni. All'orizzonte una nuova stagione con il nuovo CEO individuato in Claudio Sforza. Dopo l'annuncio di Claudio Sforza come nuovo amministratore delegato di Benetton Group, noi ci sentiamo di dire come sindacato un sincero in bocca al lupo, perché il lavoro da fare sarà tanto. Certo, noi cercheremo di essere sempre presenti e vigileremo. Il primo step nelle prossime ore, quando i sindacati incontreranno i responsabili delle risorse umane. Ovviamente ci saranno CGIL, CISL e UIL e poi assieme tutte le 12 RSU dell'azienda. In realtà si guarda all'assemblea del 18 giugno e al prossimo CDA con l'insediamento effettivo di Sforza, che già sarebbe al lavoro sul piano di rilancio e ristrutturazione di un gruppo che comunque sfiora il 1.100 milioni di euro di fatturato e conta 1.150 dipendenti solo nella Marca Trevigiana. Dobbiamo mantenere uno sguardo vigile affinché ci sia il mantenimento degli assetti occupazionali e quindi una sensibilità sociale per i lavoratori di Ponzano e Castretti. Niente tagli, niente macelleria sociale. L'altro caso di questi giorni, quello di Dante, del Dante censurato, così è stato definito, in una scuola media di Treviso. Come sapete c'è stata l'ispezione ministeriale, c'è una sanzione nei confronti della docente che ha in qualche modo portato avanti l'esonero, ma interviene anche la CISL. Sempre più complicato il lavoro di docente, insegnanti spesso lasciati soli. Queste le parole del sindacato. La CISL Scuola esprime tutta la solidarietà alla professoressa in questo periodo. La CISL Scuola Belluno Treviso si schiera al fianco dell'insegnante delle medie di Treviso finita nella bufera per aver chiesto alle famiglie degli studenti di religione diversa da quella cattolica se volessero o meno che i propri figli affrontassero lo studio della Divina Commedia, esonerando 2 ragazzi i cui genitori si erano detti contrari. In una nota il Ministero per l'Istruzione e il Merito, al termine dell'ispezione nell'istituto, ha fatto sapere che è emersa l'estemporaneità dell'iniziativa della docente, non concordata né col dirigente scolastico né con il consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessa aveva presentato relativamente alla sua materia. Il Dicastero di Viale Trastevere ha poi comunicato che l'ufficio scolastico provinciale avvierà un apposito procedimento facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari. Secondo il sindacato, il lavoro oggi dell'insegnante è sempre più complicato. È vero che oggi la professione docente è sempre più difficile e i docenti vengono sempre di più lasciati soli a prendere appunto delle decisioni, anche un po' incalzati dalle famiglie, quindi purtroppo agiscono a volte anche in autotutela. Queste situazioni sono sempre più frequenti nell'ambito scolastico e che la professione docente diventa sempre più difficile. Dalla CISL poi un appello. Non posso che chiedere a tutto il corpo docente di fare rete a supporto appunto della collega. Restiamo in ambito sindacale, dalla scuola alla sanità, con la mobilitazione questa mattina davanti la sede della direzione generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Villa Carisi, della CGIL, al centro le graduatorie per gli operatori socio-sanitari. Vogliamo riportare l'attenzione sulla famosa graduatoria in scadenza degli OS, graduatoria fatta da Azienda Zero per tutte le ULSS. A livello di ULSS 2 sappiamo che abbiamo 458 operatori in graduatoria, di cui al momento chiamati 270. Chiamati non vuol dire chiaramente già assunti.
Sit-in davanti a Villa Carisi degli operatori sociosanitari in graduatoria da quasi 2 anni e in attesa di assunzione. C'è chi lavora in cooperative, chi in RSA, la maggior parte donne. Secondo la CGIL all'appello per quest'anno mancano una 50ina di OS. Il presidio è stata l'occasione per ribadire le preoccupazioni e le richieste del sindacato. Primo, che queste persone si troveranno comunque a rifare un altro concorso. La seconda è che comunque per mesi noi non avremo una graduatoria da cui attingere. Ti abbiamo chiesto una proroga a gran voce alla Regione di questa graduatoria, come è già stato fatto anche da altre regioni. Ma non c'è solo il nodo OS. Abbiamo la graduatoria degli infermieri che di fatto è già scorsa tutta, quindi entro settembre non avremo più personale da assumere. Abbiamo altre graduatorie come quella degli amministrativi che è in scadenza, dove c'è ancora personale da chiamare. È il caso di Alessandra, ormai da 2 anni in graduatoria a tempo indeterminato per il settore amministrativo. La graduatoria è corta, come dicono loro, effettivamente siamo a 74, mancano in teoria 20 persone per chiudere la graduatoria, ad agosto scade, non si sa se ci saranno proroghe, tutti cercano personale amministrativo perché serve, però le persone che sono in graduatoria non vengono chiamate. L'appello del sindacato è chiaro, bisogna, dice Tommasin, che si continui ad assumere. Se pensate che sono stati stanziati 250.000 euro solo per coprire i turni nel periodo estivo, voi capite che le carenze di fatto ci sono e non abbiamo personale sufficiente necessario per garantire il rientro in caso di ferie o anche di una semplice malattia. E parte proprio da questa considerazione di Tommasin, il direttore generale Benazzi, per articolare la sua replica. Sono i soldi del fondo che ogni anno i sindacati mettono per dare la possibilità ai nostri collaboratori di farsi le ferie estive e per quindi chiamare in servizio con qualche ora in più i colleghi che magari le ferie hanno già fatte. Parte dai 250.000 euro stanziati per coprire i turni nel periodo estivo il direttore generale Benazzi, replicando punto per punto alle considerazioni della CGIL in presidio davanti a Villa Carisi. Per quanto riguarda le graduatorie degli operatori sociosanitari al centro del sit-in della mattina, abbiamo mandato via ulteriori 54 telegrammi, spiega Benazzi. Siamo arrivati a 300 assunzioni su circa 580. Non possiamo andare oltre perché noi come ULSS siamo in rete con altre realtà, case di riposo, centri per disabili, centri diurni per anziani che per le loro attività possono contare sugli OS. Se noi andiamo a svuotare tutta la graduatoria, a parte che non servirebbe tutta la graduatoria, noi mettiamo in ginocchio i centri di servizi, cioè le case di riposo, e non è nostra intenzione, perché il sistema sta in piedi proprio perché c'è sinergia tra le parti. Attendiamo ovviamente che ci siano nuovi che afferiscono, perché una buona parte di questi che hanno partecipato sono anche persone che sono già in case di riposo, quindi anche noi non possiamo mettere in ginocchio un sistema. Altro punto, quello delle graduatorie del personale amministrativo. Stiamo chiamando anche come personale amministrativo, ovviamente tante persone chiamate stanno lavorando da altre parti, comunque i telegrammi sono partiti e quindi il problema degli amministrativi lo stiamo risolvendo. Per quanto riguarda invece gli infermieri, abbiamo finito la graduatoria di azienda zero relativa all'ULSS 2, sono partiti, chiarisce il direttore generale, tutti i telegrammi, una parte di questi è impiegata in altre ULSS e prima di spostarsi deve dare i 3 mesi di preavviso. Adesso faremo ovviamente un concorso a tempo determinato, però ricordo ai sindacati e ricordo a tutti che dobbiamo aspettare novembre, cioè quando si laureeranno i nuovi infermieri. Torniamo alla cronaca. Traffico in tilt questa mattina lungo la Feltrina a causa di un incidente tra via Groppa e la regionale Abbiadene. Il sinistro avvenuto intorno alle 7:30 ha coinvolto 2 auto, una finita a ruota all'aria e 4 persone, 2 i feriti non gravi ma trasportati all'ospedale di Castelfranco Veneto per accertamenti. Le dinamiche dell'accaduto sono al vaglio delle verifiche della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni all'origine ci sarebbe una mancata precedenza. L'auto proveniente da una strada
strada secondaria non avrebbe rispettato lo stop mentre cercava di mettersi sulla regionale Feltrina. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi. Intanto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido già da ora fino alla mezzanotte di venerdì 31 maggio, che stabilisce lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali, allerta gialla, in tutti i bacini del Veneto. Domani, giovedì 30 maggio, è previsto tempo instabile, precipitazioni sparse, intermittenti, anche a carattere di rovescio e temporale localmente anche forti, temporali, scusate, localmente anche forti. Venerdì copione analogo. Alla luce di queste previsioni si conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica nella maggior parte dei bacini, quindi lo stato di attenzione è alto, parliamo comunque, va detto, di un'allerta gialla. E intanto nella Marca Trevigiana in particolare prosegue la conta dei danni del maltempo delle scorse settimane. La stessa provincia di Treviso aggiorna al rialzo le stime, siamo già a quasi 2 milioni di euro, ma solo per strade provinciali e scuole superiori. Sentite Stefano Marcon. Al momento il conto dei danni ammonta ad 1.940.000 euro, in aumento rispetto alla prima stima di 1,5 milioni, e non credo sia ancora definitivo perché alcune azioni sono ancora in corso. Il report aggiornato del Sant'Artemio si concentra dunque sulle azioni di massima urgenza. Per le opere definitive si potrebbe aprire un capitolo a parte, anch'esso tutto da scrivere. La dimensione del maltempo delle scorse settimane sta nei numeri e quelli dell'ente provincia si riferiscono solo a strade provinciali e scuole superiori, che sono ambiti di competenza. 315.000 gli euro spesi per la pulizia dai detriti e dal fango con relativi sgomberi, oltre 1.600.000 l'importo per il pronto intervento sulle arterie, rimozione frane, ricostruzione scarpate rose, messa in sicurezza dei versanti da Castelcucco ad Asolo, da Pederobba a Cison. Le situazioni più critiche le abbiamo nella SP 248, nella 150, le abbiamo nella zona di Valdobbiadene con una frana in località Madean, le abbiamo nella zona della strada provinciale 1 Mostacin e quindi in quel di Monfumo. Sono situazioni che sono state messe in sicurezza, però bisogno di un ripristino e di un lavoro importante per consolidare quei tratti stradali in modo tale che non patiscano nel futuro rischi di crollo. La speranza, che è anche messaggio politico, è che i livelli superiori intervengano sia a favore degli enti che dei cittadini colpiti. L'auspicio è che vengano messi a disposizione nel più breve tempo possibile dal livello governativo i fondi per ristorare i danni ai tanti cittadini e alle tante imprese colpite dall'evento alluvionale, e speriamo che vengano in qualche modo ristorati presto. Attorno alle 11 di stamane il soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dalla centrale del SUEM 118 di Treviso per una signora che, messo male un piede, aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia all'interno delle grotte del Caglieron. Una squadra si è diretta sul posto e ha raggiunto la 69enne di Spresiano assieme al personale sanitario sopraggiunto nel frattempo. Dopo aver stabilizzato l'infortunata, che si trovava con il marito e una coppia di amici, i soccorritori l'hanno caricata sulla barella e trasportata a spalla per 100 metri in salita fino all'ambulanza, che è partita in direzione dell'ospedale di Conegliano. Stavano facendo dei lavori di manutenzione quando alcuni operai si sono accorti dell'ordigno, 30 cm di lunghezza, 10 di diametro, probabilmente risalente alla prima guerra mondiale, così che a Zenson di Piave, in via Argine San Marco, è scattato il protocollo per la rimozione in attesa dell'intervento del 3° reggimento del Genio Guastatori di Udine. L'ordigno è stato segnalato ai carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta, che hanno avviato l'iter per la sua rimozione. La zona del ritrovamento nel frattempo è stata delimitata. Nella pomeriggio copione simile in via Roma, Villorba, in prossimità della recinzione Cartiera Burgo Group SPA, dove è stata rinvenuta una granata di artiglieria della lunghezza di 30 cm e anche qui del diametro di 10, e anche in questo caso si attende l'intervento del Genio Guastatori. Voltiamo decisamente pagina, ritorniamo a Treviso, ma per parlare di un nuovo servizio di bike sharing. Ho scaricato l'app, voglio iniziare la corsa,
Scansiono, poi è scritto scansione per sbloccare. Qui compare il QR, quindi mi fa parti ora e quindi adesso la bici è sbloccata. La città a portata di smartphone che punta a una mobilità dolce e sostenibile. Verrà attivato il 3 giugno il nuovo servizio di bike sharing. 350 biciclette, quasi il triplo rispetto a quelle presenti finora in città, di cui quasi la metà a pedalata assistita e ben 60 nuove stazioni di posizionamento. Le postazioni delle biciclette non saranno più necessariamente legate a una rastrelliera, ma potranno essere virtuali, cioè la bicicletta potrà appoggiare sul proprio cavalletto ma all'interno di un'area identificata da segnaletica orizzontale. Niente più rastrelliere ma nemmeno biciclette sparse in giro per la città. Queste infatti potranno essere parcheggiate in piazzole dedicate che potranno essere spostate, aggiunte o rimosse a seconda delle necessità e dei flussi di utilizzo. Grande flessibilità nel trovarle, gran numero di biciclette, ma al contempo luoghi identificati per salvaguardare il decoro urbano. Usarla è semplice, sarà necessario solo scaricare l'app dedicata, inserire i dati della propria carta di credito, scansionare il QR code presente sulla bicicletta e una volta terminata la corsa fotografare la posizione nella quale si trova. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure pagare la singola corsa. Costi che variano dai 25 centesimi al minuto per le elettriche a €1 ogni 20 minuti per quelle a spinta. Ma a proposito di mobilità e di viabilità a Treviso, l'opposizione va all'attacco. Nel mirino c'è il PUMS, il piano di mobilità sostenibile. L'abbiamo visto con i problemi del traffico di questi giorni, le cose così non possono rimanere, però la soluzione che ha proposto e ha realizzato l'amministrazione è più una montagna che ha partorito un topolino. Parlare di rivoluzione è infatti del tutto improprio. Una mattinata di meteo incerto, un tamponamento lungo il PUT, il mercato settimanale e la città si blocca. Lunghe code e attese infinite, automobilisti infuriati. Attacca l'opposizione sulla gestione del traffico e della viabilità. È indispensabile realizzare le infrastrutture, mi riferisco in modo particolare al quarto lotto della tangenziale, così come alle rotonde in strada ovest, quindi elementi di viabilità. Però dobbiamo anche dirci un'altra cosa, che se per percorrere 400 o 500 metri si usa il veicolo, fate la moltiplicazione per i soggetti che frequentano la città e capite in ogni caso quanti veicoli ci saranno nelle nostre vie. Il 30% di tutti i veicoli, le macchine che impegnano le nostre strade, ha una percorrenza che va da 0 a 4 chilometri. Siamo tutti convinti che Treviso abbia bisogno di una mobilità diversa, di una mobilità sostenibile dove non sia più l'auto a fare da padrone ma che metta al centro i bisogni di spostamento rapido e in sicurezza delle persone. Non basta dunque, secondo i Dem, per esempio il nuovo bike sharing, un piano di mobilità sostenibile che non è all'altezza delle esigenze della città. Bene, ma ancora lontano dall'avvio di una vera e propria pedonalizzazione del centro, l'evento previsto per venerdì a Borgo Mazzini. Una città, secondo l'opposizione, che è ancora troppo lenta nell'innovazione e lontana dagli standard europei. Un evento che ci darà in maniera esemplificativa alcune di quelle caratteristiche che poi vengono declinate nel documento del PUMS in maniera molto più articolata, quindi pedonalità, trasporto elettrico, trasporto pubblico, mezzi ridotti. Il PUMS contiene anche degli elementi infrastrutturali che non sono in natura realizzabili in un periodo di tempo così corto e soprattutto il PUMS non è il libro delle favole, ma è un documento che pone alla sua base la sostenibilità. Sostenibilità significa anche sostenibilità economica, quindi capacità effettiva di realizzare le opere. Adesso per noi c'è la pubblicità e fra poco ritorneremo a Treviso. Di nuovo in studio ritorniamo a Treviso, dove Donatella Pivetta, per tutti dona, è arrivata al traguardo della pensione, ma a Casugane in tanti la stanno già salutando. Dal 1993 ha lavorato accanto a 4 sindaci, prima Giancarlo Gentilini, anche se all'epoca era la segretaria del suo vice, poi la prima promozione con Giampaolo Gobbo, dove è passata alla guida della segreteria del sindaco, con Giovanni Manildo, il salto, responsabile dell'ufficio di gabinetto.
saluto e poi Mario Conte. Oggi la festa con tutti i primi cittadini, colleghi vecchi e nuovi che si sono ritrovati per un saluto. I festeggiamenti tra l'altro sono in corso e a tal proposito vi facciamo sentire uno stralcio del saluto del sindaco Mario Conte. Un grazie davvero di cuore da parte mia, perché senza di te sarebbe stato davvero tutto molto più difficile, più complicato. Invece hai sempre avuto la parola giusta al momento giusto, hai sempre avuto anche il richiamo giusto al momento giusto, e quindi per me, penso per Giovanni, per Paolo, per tutti coloro che hanno avuto l'onore di lavorare con te è stato davvero un grande privilegio. Sei una persona fantastica, grazie di cuore per tutto quello che hai dato. Rimaniamo a Treviso per la prima edizione della Corro con te. L'iniziativa nasce proprio perché noi da sempre cerchiamo un contatto con la comunità, cerchiamo che il territorio partecipi alle iniziative, ma partecipare alle iniziative vuol dire partecipare alla vita dell'ADVA, partecipare a quello che ADVA ogni giorno fa, cioè prendersi cura delle persone che sono fragili. Prima edizione della Corro con te, corsa ludico-motoria non competitiva aperta a tutti in programma venerdì. 5 o 10 km di percorso cittadino che si snoda tra i quartieri di Santa Bona e Borgofuro, passando per la Casa dei Gelsi. Una corsa che vuole celebrare il legame tra le persone. Ad ogni partecipante una pettorina in cui scrivere il nome della persona con cui correrà. Io corro con Andrea, che è una persona che in questo momento vorrebbe correrla con me, ma sta lottando come un leone, e la prossima la correrà sicuramente con me, però in questo caso io me lo porto sul pettorale, si corre con le proprie gambe e ci si porta anche nel cuore delle persone che avremmo voluto con noi quest'anno e magari saranno con noi l'anno prossimo, o l'anno prossimo continueranno ad essere nel nostro cuore. Un momento di sport e di condivisione, ma anche un modo per far conoscere ADVAR ai cittadini. Una struttura che assiste gratuitamente i malati in fase terminale a casa e in hospice. Più di 60 i nuclei familiari assistiti ogni giorno, 400 in un anno. 300 i ricoveri che l'associazione riesce ad ospitare alla Casa dei Gelsi, oltre 1400 i colloqui che vengono svolti per accompagnare le persone nell'elaborazione del lutto. Attività che la Corro con te aiuterà a sostenere. Mi piace moltissimo questa parola con, cioè dicevo che mi sono innamorata di questa corsa, ma perché il con unisce, il con vuol dire prendersi cura anche attraverso una corsa delle persone con cui abbiamo un legame, persone che non possono correre, quindi noi corriamo per loro, con il nostro affetto, il nostro cuore, e quindi la corsa vale 2 volte, quindi il traguardo ha un valore doppio. Intanto il coro dell'Istituto Comprensivo Serena è salito sul Dragon Boat della Canottieri Sile per una esibizione decisamente particolare. 5, 6. Non solo pagaiare, ma addirittura cantare, esibirsi sulle acque placide del Sile. A Villa Letizia, sede dell'Ente Parco, le note del coro dell'Istituto Comprensivo Serena diretto dal maestro Francesco Basso. Sul lungo Dragon Boat messo a disposizione dalla Canottieri Sile anche la dirigente scolastica Alessia Quadrini, in riva genitori e rappresentanti dell'amministrazione comunale, con la canzone dedicata alla città di Treviso che è stata senza dubbio la più applaudita. Un palcoscenico in mezzo alla natura per i bambini del coro. E noi adesso andiamo a Belluno. In
In primo piano il colpo di scena che si è registrato a Palazzo Rosso, parliamo di politica, dopo l'espulsione dalla Lega mai formalizzata. I diretti interessati, i consiglieri Francesco Lagrua e Roberto Ferro, entrano in Forza Italia. L'annuncio nel pomeriggio l'ha fatto il coordinatore regionale degli Azzurri, Flavio Tosi. Nulla di nuovo sotto il ponte. Il consigliere Francesco Lagrua commenta così, da buon ex degli Azzurri, il suo ritorno in Forza Italia, rivendicando la sua militanza nel partito dell'era Berlusconi dal 2006 al 2012. L'adesione alla Lega di maggioranza si è risolta lo scorso autunno col cartellino rosso, così di punto in bianco. Stessa sorte per Roberto Ferro, e in coppia i due consiglieri erano stati allontanati anche dalle fila della squadra del sindaco De Pellegrin. La comunicazione su Facebook nei mesi scorsi del capogruppo di Belluno al Centro Lorenzo Bortoluzzi, cui oggi è toccato porre fine alle ostilità. Appoggio totalmente quella che è stata la scelta del nostro coordinatore Tosi. Con grande felicità accogliamo anche chi entrerà da oggi in poi in Forza Italia. Oggi, per l'annuncio di quello che appare come un vero e proprio ribaltone a Belluno, è salito il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, impegnato sin dal suo insediamento a ricostruire il partito in Veneto. Questo è il percorso che si sta facendo in Forza Italia, si sta allargando il partito, includendo un partito fatto di amministratori, quindi di persone credibili, con consenso, ed è quello che oggi cerca l'elettore. Adesso bisogna ricostruire il rapporto di fiducia con l'amministrazione, in prospettiva le sfide che si porranno anche dopo le elezioni europee. Flavio Tosi con il delegato Lorenzo Bortoluzzi nelle scorse settimane sono stati a colloquio con il sindaco Oscar De Pellegrin. Adesso, con Forza Italia che sostiene il sindaco, visto che parliamo di amministratori capaci, abbiamo chiesto anche al sindaco che lui stesso, ed è stato assolutamente disponibile, si faccia da garante per ricostruire questo percorso. Va bene al centrodestra e va bene ai bellunesi, c'è un centrodestra più forte nell'interesse della città. Ferro e Lagrua restano nel loro gruppo più forti insieme, nessuna modifica allo stato nell'emiciclo di Palazzo Rosso. Per il momento continuiamo a rimanere nel nostro gruppo come un gruppo indipendente, chiaramente aderiamo ovviamente sempre a questa maggioranza e nel proseguo di queste amministrazioni valuteremo poi, soprattutto con il sottosegretario e con Flavio Tosi, poi gli eventuali passi successivi. Auspico che in Consiglio Comunale di questo si possa dare rilievo e soprattutto che nella maggioranza consigliare e nelle riunioni ad hoc organizzate noi si possa portare la nostra esperienza, il nostro sapere e il nostro senso di appartenenza. Parliamo adesso di sessualità e web. Desta preoccupazione il rapporto che gli adolescenti hanno con la pornografia. Per questo la questura di Belluno corre ai ripari con un progetto pilota. Ci racconta tutto sempre Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Tanti casi di violenza sessuale, specialmente casi di violenza sessuale di gruppo, hanno un inevitabile contatto con quello che ormai è diventato un po' un'abitudine, un uso smodato e limitato, un consumo di contenuti di natura pornografica a cui ormai c'è un totale libero accesso. Un campanello d'allarme impossibile da ignorare, lo racconta bene nel suo libro la giornalista Lili Gruber, che ha sondato il mercato della pornografia che nel cyberspazio incrocia le vite di giovani inconsapevoli dei rischi psicologici e comportamentali che a lungo andare crea l'uso smodato di contenuti violenti. Il libro della Gruber è stato citato ad esempio questa mattina in questura come valido documento di indagine sulla peggiore pornografia online e sui danni che questa causa tra i ragazzi. Su questo filone nei mesi scorsi, anche sulla scorta di riscontri investigativi, è nato l'esperimento pilota compiuto dalla polizia in 3 istituti superiori di Belluno: Catullo, Brustolon, Renier e Calvi. Una riflessione proprio nell'ambito della prevenzione, cioè andare a parlare di cose su cui capisco che non è magari facile parlare, per questo abbiamo chiesto di essere aiutati, supportati da psicologi esperti. Che con l'ausilio dell'ufficio prevenzione della questura, guidato dalla commissario Valentina Benvenu, hanno incontrato le singole classi, introdotto casistiche concrete, revenge porn, sextortion, stalking, violenza sessuale e illustrato gli strumenti di difesa. Certo, il dato sconcertante è che l'età media del primo accesso alla pornografia online si abbassa sempre di più. Qualcuno addirittura ci ha parlato di 8 anni come primo accesso. È davvero poco. Corrisponde praticamente dal momento in cui hanno un telefono in mano. Il momento in cui hanno il telefono in mano
una delle prime cose che fanno è andare alla ricerca di materiale riguardante la sessualità e quindi sostanzialmente si arriva al materiale pornografico. All'esperimento ha collaborato l'associazione Daphne, che si occupa della lotta contro la violenza e gli abusi sui minori. Per Walter Marcer l'antidoto è lavorare sull'educazione alla sessualità e all'affettività, che poi sono state le richieste principali emerse dal questionario anonimo sottoposto agli studenti per raccogliere le loro impressioni. Questo è quello che noi abbiamo sempre cercato di portare dalla nascita della nostra associazione, quindi facciamo sia un lavoro di informazione, quindi rivolto alle famiglie, rivolto alle scuole, sia anche attività attraverso dei laboratori, attraverso delle esperienze con i bambini, insomma, con la collaborazione di colleghi psicologi ed educatrici. La pagina economica con la fotografia Il mondo dell'impresa femminile. 2.800 imprese in rosa per un totale di oltre 8.000 addetti. I dati dell'imprenditoria femminile in provincia di Belluno fotografano un ambito che si mantiene stabile nell'ultimo quinquennio, pur con una debole contrazione, specie nel commercio al dettaglio e in agricoltura. Oggi a Belluno il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, istituito dalla Camera di Commercio, ha presentato i dati del fare impresa femminile in provincia e fatto il punto sulle opportunità in campo. Ci sono delle opportunità legate anche a dei finanziamenti, delle opportunità legate alle progettualità che la Camera di Commercio mette in campo e poi indubbiamente fare quel lavoro di lobby, tra virgolette, per promuovere l'imprenditoria, per facilitare l'accesso al credito. Senza scordare la formazione consapevole e strategica. Soprattutto in un momento come questo che richiede professionalità e competenza. La professionalità è data da cosa noi possiamo mettere in campo come qualità di prodotto, ma anche come ambiente di lavoro. La tutela della salute e del buon lavoro, il primo degli obiettivi dell'imprenditore, indipendentemente dal genere. Ci troviamo in un contesto di crescita della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, spiega l'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro, e nel lavoro dipendente continua a rafforzarsi il numero delle posizioni di lavoro delle donne, cresciute negli ultimi anni al netto degli effetti della pandemia, con intensità superiore a quella degli uomini. La Camera di Commercio di Belluno Treviso, prima in Italia, ha approvato di recente la certificazione per la parità di genere. Un ulteriore passo verso quello che è la parità tra trattamento tra maschi e femmine. Vuol dire che c'è questa visione proprio che fa sì che ci sia sempre una propensione a guardare il futuro sempre in maniera uguale e non differenziata come lo è stato fino adesso. Non ho altri aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana, quindi tutto subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.